Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 9 febbraio e quali sono gli influssi che ricevono questi nati dalle costellazioni e dalla luna che le attraversa. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale e magari mettete in uso la campanella così da essere allertati quando c'è una novità sul mio canale. Bene, vediamo questi nati. Questi nati hanno un forte Giove, un grande forte Giove, poiché Giove è presente sia nel dominio del mese sia nella stella Capo, che in entrambi i casi è pesci. Dunque un Giove attraverso però le caratteristiche e i colori tipici pesciani. Cosa dà questo a questi nati, questo influsso? Beh, li rende sicuramente umili, umani, anche predisposti ad essere caritatevoli, di soccorso verso il prossimo e intelligentissimi, dunque hanno sicuramente dalla loro molte buone prerogative. Inoltre la costellazione che subito dopo la costellazione di Pesci segue in seconda posizione il corso appunto della Luna è la costellazione Leone, dunque anche qui in questo caso mostrano di essere estremamente distinti, ma in alcuni casi un pelino orgogliosi, dunque regolatevi, sappiate che se non userete le dovute cautele che si devono a persone tanto sensibili, si rischia appunto di urtarle e di vederle inorgoglirsi. Comunque sono persone dalla fortuna discreta e dal fisico molto resistente, dunque abbiamo già un paio di caratteristiche aggiuntive che già ci danno, gettano una luce su quello che è un po' il loro destino. Dunque comunque la fortuna è discreta e li accompagnerà sempre in modo discreto per tutta la vita. Cosa significa? Che sicuramente nel loro percorso di studi, così come vuole la presenza di Giove, in particolare attraverso l'elemento acqua, tenderanno a scegliere sia nello studio che nella vita attività collegate appunto all'acqua o ai piedi. E in particolare, seguito dalla costellazione Leone, è possibile che alcuni di loro avranno a che fare con l'oro oppure oggetti di lusso, anche la possibilità di diventare orefici o arredatori di interni, sempre comunque di un certo livello. Abbiamo tutte le possibilità e il ventaglio di possibilità di studi collegati a Giove, dunque filosofia, lingue straniere, economia per un eventuale mirato appunto per un'eventuale carriera politica, perché alcuni di questi nati potrebbero intraprendere questo percorso, e filosofia, pedagogia, come ho detto. Dunque abbiamo questo tipo di possibilità dal punto di vista degli studi, poi è chiaro che ciascuno di questi nati ha delle personalizzazioni dovute al giorno settimanale di nascita, che di conseguenza ha un suo dominatore e una sua serie di possibilità, e dal dominatore dell'ora di nascita, che sicuramente sono indiziari di altre caratteristiche totalmente personali. Dunque, di principio abbiamo queste possibilità e sicuramente questa attrattiva nei confronti di questi nati, i quali prediligeranno comunque sempre vivere nei pressi di ambienti appunto collegati all'acqua, posti di mare, posti di lago, abitazioni vicino ai fiumi e così via. Dunque l'attrazione è questa, anche dovessero spostarsi nella vita, finirebbero inconsciamente col scegliere sempre un luogo dove è presente una grande massa d'acqua. Una cosa da segnalare: questi nati verso i 4 e i 10 anni potranno avere qualche problema legato a polmonite oppure a caduta. Questa cosa ciclicamente di 6 anni in 6 anni potrà riverificarsi, ma con delle sfumature diverse, ovviamente, perché ovviamente cambiano anche i cicli d'età e in effetti il ciclo successivo a 16 anni è più possibile che ci sia, chiamiamolo un passaggio d'amore, dunque un primo
interessarsi ai sentimenti per questi nati che passano dall'età dell'infanzia all'adolescenza e maturità, dunque sono poi in quest'età portati appunto a fare lo sviluppo, diciamo così, dell'aspetto sessuale, ma non sessuale inteso come consumare dei rapporti, ma proprio una crescita, questa parte di sviluppo umano, così come sviluppiamo il gusto, il tatto, la maturazione degli organi interni, anche in questo caso la maturazione degli organi sessuali può avvenire in quest'età. Ancora abbiamo sempre a cicli di 6 e 6 e sempre 6 e 6 a partire da 4, 10, 16 e così via, ancora appunto, come ripeto, queste possibili cadute oppure leggeri problemi alle vie respiratorie. Questo è un po' il loro punto debole, compreso la gola. E questo dunque dovranno fare attenzione tutta la vita un po' a questi due aspetti che possono essere anche interconnessi a volte, potrebbe anche per esempio essere necessario operarli alle tonsille e cose del genere. Dunque è un qualcosa che tende a intersecarsi e a creare dei significati intermedi fra queste due costellazioni, protagoniste di questi eventi. Bene, ho comunque detto moltissimo, anche la possibilità che appunto vadano ai 18 anni, questo mi mancava, ai 18 anni possano decidere di partire in modo volontario, come si usa dire adesso i militari di ferma breve, oppure iscriversi a qualche accademia per un percorso accademico legato alle divise, dunque alle carriere di tipo militare. Non è detto che la portino avanti, ma è molto probabile che verranno spinti a compiere, a fare questo tipo di esperienza. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Se avete amici nati il 9 febbraio, condividete questo video con loro così che possano ritrovarsi oppure scoprire delle curiosità legate al loro giorno. In ogni caso mi fa piacere appunto se tornerete a trovarmi sempre domani per i nati del 10 febbraio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio tantissimo sempre per la vostra partecipazione. A presto!